Golbet che dopo la sconfitta con il CJ cerca ora punti, terza in classifica, attualmente a 46, sfida invece il Football 8 Roma Nord, 12esima in classifica, ferma a 20 punti, è reduce da una sconfitta per 7-3 con la Pisana. Le formazioni: Football 8 Roma Nord con Borrelli con il numero 4, con l'8 Eusepi, 2 Forconi, 5 Martella, con il 10 Martino, 9 Palma, 1 Roddi, 7 Rolle, con l'11 Tortosa. Il Golbet si presenta invece con Caperchi con il numero 1, con il 19 Carboni, con il 99 D'Anversa, con il 20 De Marco, con l'8 De Marco Stefano, con il 10 Galassi, con il 3 Garofalo, con il 24 Monteforte, con il 12 Opara, con il 5 Pantaloni, scusate, con il 30 Santini, con il 6 Sterbini, con l'11 Stornelli, con il 4 Tarantino e con il 7 Tubani. Prende ora il via il match con il Golbet in possesso del pallone. Golbet con la classica divisa blu cerchiato e invece il Football 8 Roma Nord con maglia e calzettoni rossi e neri. De Marco alla battuta per il Golbet, che sembra aver iniziato con il ritmo giusto. Il timido pressing del Football 8 d'inizio di azione ad andare a disturbare il Golbet. La palla che centra Galasso, si sviluppa adesso sulla sinistra l'azione del Golbet, il cross sul secondo palo di De Marco, non trova nessuno, palla che sfila sul fondo. Occhio qua, fagli andare di qua, chiamali. Manovra ora palla dalle retrovie il Football 8. Non trova spazi, però si muove bene il Golbet in pressing di Monteforte, infatti adesso fruttuoso, non riesce però nel lanciare De Marco nello spazio. Può quindi ripartire il Football 8 che non riesce però adesso nello scambio. Galassi scarica palle su Monteforte, la finta, lascia sul posto un uomo, ancora Monteforte si accentra, libera al sinistro, la distanza, la deviazione, blocca a terra il portiere avversario, Roddi. Rolle. Ancora palla manovrata lentamente, Borrelli sulla fascia destra, Rolle centralmente, manda a vuoto l'intervento di Galassi, ancora Rolle. Buono però Galassi in interdizione che ritorna, manda a vuoto un uomo e arriva il cambio di fascia per Monteforte, molto basso. Monteforte chiede l'1-2 che ottiene adesso, Monteforte la distanza, finta su un uomo. Buono però l'intervento che gli sporca il pallone di Forconi, lo rallenta e anzi guadagna anche una rimessa laterale Football 8. Ora in avanti con Eusepi sulla fascia destra Football 8, si riposiziona però il Golbet, saltato Galassi. Buono però il ripiegamento difensivo del Golbet che adesso può distendersi. De Marco anticipato sulla corsa, riparte quindi in contropiede Tortosa che subisce fallo, punizione in favore del Football 8. Punizione subito, battuta corta, ancora Football 8 in avanti, intasata le zone centrali del Golbet, non è riuscito a passare Martino. Dalla fascia sinistra corre adesso il Golbet, sbagliato però il retropassaggio in occasione Rolle, pallone sporcato, rinviato lungo. Con calma, tranquilli, giratelo sto gioco. Ricomincia a basso adesso il Football 8. 3 uomini però del Golbet pronti a pressare. In tranquillità il portiere blu cerchiato. L'appoggio facile vicino. Tarantino. La finta sul diretto avversario. E poi lo scarico. Buona adesso la verticalizzazione a cercare Monteforte. Monteforte ha su di sé 2 uomini. Tenta di dribblarli, non ci riesce. Rilancia l'1 del Football 8. Esce bene l'estremo difensore però del Golbet che può ripartire. Pantaleoni sulla destra per De Marco, la finta sull'uomo,
Poi Galassi, Dai, Monteforte, ancora Galassi, da De Marco a cercarlo bene in verticale. Esce l'estremo difensore avversario, Roddi. Tortosa, l'appoggio poi centrale. Dai, stretti però, Ancora Tortosa, Rodde, il sinistro sporco ma riuscito di Palma. In difficoltà però adesso è il Golbet che esce bene dal pressing avversario. Fallo in punizione dei blu cerchiati. Fallo in favore dei blu cerchiati, scusate. Sterbini, battuta corta. Pantaloni poi gira la sfera sulla sinistra, ancora Sterbini. Arriva ora in possesso. Tarantino, lungo. Tenta poi la giocata sulla sinistra verso il Golbet che non riesce. Sfila in tranquillità. Il pallone fuori. Pallone che giunge ora a Palma, che può girarsi. Lascia la sfera ai compagni di squadra. Eusepi in verticale per Rodde. Pallone che non giunge a Tortosa. Buona la chiusura di Galassi che con una finestra si libera della sfera. Quindi ancora il Golbet a portare palla per le vie centrali con Galassi. Monteforte dalla fascia destra si accentra, può liberare il sinistro, a cercare un compagno, lo fa ora. Deve smanacciare in angolo il portiere avversario Roddi. Primo angolo della partita in favore della formazione blu cerchiata. Andrea De Marco dalla bandierina a battere l'angolo. Ha tentato la conclusione sul primo palo, insidiosa. Può ripartire quindi adesso il football 8 con Tortosa, il pressing di Monteforte davanti, deve tornare indietro dal primo portiere il numero 11. Il rinvio lungo con i piedi di Roddi a cercare la sponda di Palma. Buono però l'anticipo di capitano Sterbini. Rodde riceve il pallone in zona centrale, tenta la giocata, non gli riesce però. Tortosa, l'anticipo di petto, mette giù la sfera, la gira poi per Rodde, il tacco, buono, a liberare Eusepi, che scarica sulla fascia destra, può partire adesso il cross, lungo, la sponda, agguanta bene il numero 1, blu cerchiato, riparte adesso il Golbet, dalla fascia destra, una finta, l'imbucata per Monteforte, Monteforte da solo davanti al portiere, la girata con il destro, bene in calcio d'angolo. Bravo il portiere avversario, l'intervento a coprire lo specchio della porta. Anzi no, sono una rimessa laterale in favore del Golbet. La palla battuta corta, l'inseriva sulla fascia destra, fa buona guardia Tortosa, che non guadagna però un fallo. Può quindi continuare l'azione, dice l'arbitro. Il rinvio lungo, Palma di destra, la sponda pericolosa. Ancora Golbet davanti, Monteforte si guadagna rimessa laterale. La conclusione che arriva improvvisa. Buono il riflesso di Roddi che manda la sfera in calcio d'angolo. Ancora angolo in favore del Golbet. Sul secondo palo lungo a cercare Monteforte, adesso mette giù la sfera. Monteforte con il sinistro, potente, di poco, alto, sopra la traversa, difesa da Roddi. Tortosa, momento di pressing questo della squadra blu cerchiata, che cerca la via del gol. Il rinvio lungo, Monteforte, la mette giù con il destro. Pantaleoni libera il destro, sporcato dal difensore avversario, sarà quindi calcio d'angolo ancora per il Golbet. Calcio d'angolo che arriva adesso lungo, sempre a cercare Monteforte. Galassi, finta, manda a vuoto un uomo. Galassi, la conclusione sul secondo palo. Un grandissimo tiro in diagonale, ottima conclusione di Galassi che sblocca la partita. E all'11° minuto è 1-0 per il Golbet.
Riprende ora il gioco con il Football 8 in svantaggio. È arrivato il gol degli avversari, maglia blu cerchiata per mano di Galassi. Ottimo nel mettere giù la sfera e poi concludere con potenza sul secondo palo. Deve ora recuperare il gol di svantaggio il Football 8 che si porta in avanti. L'azione insistita di Rod dalla fascia destra che si guadagna la preziosa rimessa laterale. Porconi cerca un compagno libero per la rimessa lunga di testa. Arriva però buono la presa del portiere blu cerchiato e poi il rinvio lungo in direzione di Monteforte che mette giù la sfera con la mano. Giallo, dice il direttore di gara. Plateale, il tocco con la mano del numero 24. Punizione quindi in favore del Football 8, battuta adesso. Eusepi gira palla sulla destra, ancora Eusepi, tentativo subito in verticale, fa buona guardia però adesso la retroguardia blu cerchiata. Il tentativo di appoggiarsi al proprio portiere che può sfociare un errore. Arriva adesso il controllo di Rod, goffo con la mano, dice il direttore di gara. Ha rischiato la giocata a Opara con i piedi. Può ripartire adesso il Golbet con Monteforte. Il pressing asfissiante adesso di 3 uomini in maglia blu cerchiata. Buono, bravi però ad eludere la pressione avversaria, gli uomini del Football 8. Il pallone che arriva a Eusepi che tenta il tiro dalla distanza, sporcato però da una cospicua mucchio di gente presente nell'area centrale. Tortosa, le finte, Eusepi sulla fascia destra, la conclusione altissima di Borrelli. Difficoltà adesso il Golbet in fase di possesso quando deve partire da dietro con i propri uomini. Monteforte, il tentativo di sponda indietro, non si capisce però con De Marco, può quindi ripartire il Football 8 dalla fascia sinistra. Buona però adesso il contrasto di Tarantino che si guadagna anche una rimessa laterale. De Marco per Tarantino, il rinvio lungo a destra di Pantaleoni, Monteforte adesso davanti come punto di riferimento. Galassi fermato, il rimessa laterale. Basta che. Raga, guardate le due fasce, Arriva il direttore di gara Redo Arguire. Giocatore del Football 8. Eusepi. Si ripartirà da rimessa laterale in favore del Golbet. Tarantino. La palla sulla sinistra. Riparte ancora dietro il Golbet con pazienza. De Marco si abbassa a prendere la sfera. Pantaleoni, Monteforte può accelerare il Golbet su quella fascia. Galassi, adesso la combinazione De Marco, la conclusione improvvisa con il destro. Ottima giocata tutta in verticale del Golbet e arriva il raddoppio di De Marco, 2-0. Bravi, dai. Bravi raga, bravi. Dai, Viziano. 16° minuto di gioco, 2-0 per il Golbet che ha trovato il raddoppio con una bella conclusione, una bella combinazione, scusate, tutta di prima. Ancora Golbet in avanti con Monteforte che appoggia sulla destra per De Marco. La finta su Tortosa. Si appoggia indietro da Galassi. Galassi pensa al cambio di gioco. Preferisce però giocare facile su Tarantino poi. La palla per Sterbini. Con pazienza. Sterbini, la finta poi ancora palla a Tarantini. De Marco che si abbassa bene sulla fascia destra.
il cambio di gioco, ottimo. Pantaleoni, la palla in verticale, la conclusione di prima intenzione di Monteforte. Non c'entra però la specchio della porta. Ricomincia quindi Roddi dalle retrovie. Eusebi si abbassa e scarica sul compagno. Ancora Eusebi in possesso del pallone. La palla per Rolle. In verticale a cercare Palma. Fermato bene. Attento Sterbini. Ancora Sterbini in possesso. La palla sulla sinistra. Il pressing eluso. Tentativo ancora di palla in verticale. Fa buona guardia Eusebi, che intercetta la sfera. E se ne va ora. Ancora contro break, ottimo dei blu cerchiati. Galassi, l'apertura sulla destra, non riesce. Ancora Galassi, l'intervento coraggioso in scivolate di Rolle. Ancora Rolle, tre uomini davanti a sé. Rolle può fare esplodere il destro. Lo fa ora. Palla al lato. Sterbini deve ricominciare da Pantaleoni. Galassi cerca un compagno libero a cui fidare il pallone. Lo trova in Pantaleoni. Ancora Galassi. Pantaleoni. La finta con la suola. Si appoggia ancora da Galassi. Cerca un compagno in verticale. Non arriva però un movimento senza palla. Quindi De Marco appoggia per Monteforte. Il tacco. Fa buona guardia Tortosa che intercetta. Può quindi ripartire adesso Football 8. Eusebi sulla fascia destra. Lo scarico. Sale palla al piedi. Forconi. Forconi in verticale da Palma. Il controllo difficoltoso del numero 9. Riesce bene Sterbini a conquistarsi il pallone, spazzandolo, rimessa laterale. L'arbitro dice però la rimessa è in favore del Golbet. Battuta adesso corta da Galassi che con un tacco si libera della sfera per affidarla a Tarantino. Ancora l'azione tentativo di azione in verticale del Golbet che perde però la sfera. Allora Rolle spazza bene la palla adesso la guardia del Golbet. Monteforte in zona centrale. Salta un uomo, si allarga però. Galassi in zona centrale. Ancora Galassi che ha allargato finalmente il gioco. De Marco ha giocato poco in ampiezza in questi due frangenti. De Marco il tiro sul secondo palo, pericoloso. Si distende bene alla propria destra Roddi. Eusebi, il passaggio molto pericoloso, fa buona guardia Sterbini che allunga il piede e impedisce alla sfera di giungere. Monteforte si gira, l'azione improvvisa, Monteforte il destro, la traversa, salva il Football 8. Eusebi, azione da una parte e dall'altra, momento piacevole della partita, molto vivace. Ancora Eusebi, buono lo scambio, il tentativo di aprire sulla destra da Martino. Il passaggio è però lungo. Si riparte quindi ancora da Sterbini. E ancora Monteforte. Galassi, De Marco non riesce ad agganciare il pallone, malinteso con il numero 10. Tortosa. Ancora l'azione Eusebi, buono 1-2. Eusebi, buono Pantaleoni alla conquista del pallone. Adesso si invola, Pantaloni si porta presso due uomini. La finta, il pallone sul sinistro. Pantaleoni, il passaggio in mezzo. Tortosa spazza l'area di rigore. È stata ottima la ripartenza del numero 5 in maglia blu cerchiata, che aveva capovolto l'azione. Galassi. De Marco. Tarantino poi ancora De Marco. Il cambio di fascia su per Sterbini. Sterbini. Tentativo in verticale di cercare Monteforte. Buono l'anticipo delle guardie in maglia rossa. Palma alla sponda, indietro. Eusebi. Il tentativo di 1-2. Intercetta però bene Sterbini. Un ottimo senso della posizione. Ancora Sterbini, quindi la finta sul Palma. Galassi. L'arbitro però
non vede concretizzarsi il vantaggio e dà quindi la punizione in favore del Golbet, che è già ripartito. E dalla destra attacca con De Marco. Pantaleoni si appoggia da Galassi. Galassi chiama uomini vicino a sé per giocare il pallone. Pantaleoni. Sterbini in verticale, sforza la giocata, può quindi ripartire adesso il football 8 dalla fascia sinistra. Martino, l'uomo davanti a sé. Tarantino, Martino tenta la giocata al limite, fa buona guardia De Marco, che però non riesce a far ripartire l'azione. La palla sfila in rimessa laterale. Ancora Martino, tentativo di girata al volo di prima intenzione. Palla al lato. Riparte ancora il Golbet dai piedi di Sterbini, che si appoggia a Tarantino. Ancora per Sterbini, che prima svede un passaggio e poi da diventare sanguinoso per il Golbet, e rischiava di far accorciare le distanze al football 8. Monteforte cercava il controllo del pallone, non è riuscito. Allora Tortosa, il tentativo del cambio di fascia. Buono Sterbini, con una mano probabilmente dice l'arbitro, che indica al numero 6 il cartellino giallo. Sarà quindi calcio di punizione? Anzi no, di rigore, scusate. Il tentativo di sporcare la traiettoria della palla con una mano del capitano blu cerchiato. Ah, di punizione. Scusate, è Eusebi che si incarica della battuta probabilmente. Posiziona una fitta barriera di 4 uomini, il portiere blu cerchiato, altrettanti uomini, 3 uomini sul pallone per il football 8, Eusebi, Forconi e Tortosa sulla sfera. Sembra Eusebi intenzionato ad andare a battere, si allontana Forconi. Eusebi e Tortosa. Eusebi, il destro potente, raso terra, sporcato, non trova però la porta. Calcio d'angolo, a battere va Rolle. Rolle sul secondo palo alla ricerca di Forconi, che non trova però l'impatto con la sfera, che sfila dall'altro lato del campo. Sarà quindi rimessa laterale in favore del Golbet, rimessa che arriva adesso. La ricerca di Pantaleoni, che può andare sulla sfera, non ci riesce però allora Martino. Sulla destra Forconi, cross sul secondo palo, ottima guardia di Tarantino. De Marco, bene per Galassi. Galassi aspetta la sorpresa di De Marco, che arriva adesso, gli porta via un uomo. Galassi, il tiro sul primo palo, ancora Galassi, doppietta personale, ottimo tiro sul primo palo con il sinistro, è 3-0. Grande Tito. Venticinquesimo minuto di gioco, decide il match per adesso una doppietta di Galassi, che anche nell'ultima occasione è andata a segno. Buono anche il movimento per di De Marco, e Golbet ancora in avanti adesso con Monteforte. Monteforte vuole la rete personale, il tiro adesso viene respinto, sarà calcio d'angolo in favore del Golbet. Ma lo stesso Monteforte dalla bandierina a battere il calcio d'angolo. De Marco chiede palla sul secondo palo, la tiene adesso De Marco, il tiro totalmente fuori misura, si spegne addirittura in fallo laterale in favore del football 8.
Eusebi. Occhio alle spalle, Andrea. Fermo, Eusebi fermo, sale adesso, palla al piede, cerca un compagno, alza lo sguardo. Lo trova ora in Martino, l'anticipo buono di testa di Tarantino. Andiamo. De Marco mette giù la sfera. Può tentare il cambio di campo. Con la sola adesso la finta su Tortosa. De Marco dalla fascia destra si ferma in cerca di un compagno. Appoggia però non arriva, quindi ancora il football 8. Restiamo ormai, oh. Eusebi allarga sulla destra per Forconi. Forconi per Eusebi, il pallone per un istante sporcato. Si allarga Tortosa sulla fascia sinistra che riceve ora il pallone. Davanti a sé Tarantino, non riesce allo scambio. Buono il break blu cerchiato. Dai, Edison, bravo. Galassi torna indietro, arriva ora a 12 fischio arbitrale. All'intervallo conduce 3-0 il Golbet. Sta per prendere ora il via la ripresa. Ricordiamo conduce ancora il Golbet per 3-0 sul Football 8 Roma Nord. Arriva ora il fischio arbitrale, riprende la partita. Tortosa in verticale da Martino, l'appoggio sulla sinistra. Eusebi, il tentativo di prima, non arriva però la palla a nessun compagno. Cambia quindi totalmente il gioco adesso il Golbet in possesso di palla. Tarantino, De Marco, indietro dal proprio capitano Sterbini. Carboni va sulla sua verticale, buona la sponda e la giocata indietro. Adesso il Golbet può affondare sulla fascia destra. De Marco la finta, Pantaleoni la giocata indietro. Adesso l'appoggio sbagliato di Carboni, azione che sfuma, azione continuata del Golbet sfumata. Eusebi la sponda indietro per Tortosa. Ancora un buono scambio di prima del Football 8. Tortosa allarga sulla destra per Forconi, si affida ancora al proprio capitano. La palla in mezzo, il tentativo di cambiare fascia ben letta dalla retroguardia del Golbet, che ha intercettato il passaggio e spezzato la manovra del Football 8. L'appoggio di Eusebi indietro da Tortosa. Ancora Eusebi in possesso palla. Ha riconquistato per il momento il Golbet. Il tentativo dalla distanza di Eusebi. Tiro debole, nessuna difficoltà per Opara, che riparte ancora dalla sinistra da Carboni. Cambia gioco da Tarantino. De Marco alza la destra, potrebbe cambiare gioco, non lo fa però. Anzi sì, mette anche in difficoltà il proprio compagno. Sterbini, buona la giocata, liberarsi un uomo, deve però scaricare ora la palla a Sterbini, se non rischia. Ancora Sterbini, due su di lui. È costretto a concedere rimessa laterale. Forconi per Eusebi. Martino in mezzo per Eusebi. Buona però la giocata di De Marco, che si libera di un uomo. La palla arriva sulla sinistra. Il tentativo adesso in verticale, la palla che arriva a Monteforte con il tacco, tenta di liberare un uomo, non ci riesce. Ancora Eusebi a manovrare palla, rischia qualcosa nel frangente. Forconi, Martino, roll, la conclusione di prima intenzione di Martella, alta, un momento equilibrato del match. Ancora il Golbet a cerchio di centrocampo a manovrare palla. Carboni, il pressing di Martino, si deve appoggiare adesso indietro il Golbet. Stornelli allarga sulla destra da Carboni. Carboni la finta, manda al Votorolle, deve tornare però sui suoi passi ed appoggiarsi. Allarga sulla fascia adesso De Marco, la palla in mezzo, il tentativo di imbucata che non riesce. Beh, ancora il Golbet in avanti. Monteforte, la sponda di testa,
Fa buona guardia Tortosa, che si appoggia dal proprio portiere. Rischia qualcosa adesso il Football 8 in fase di disimpegno. Palla che infatti giunge al Golbet, che dalla destra può mettere palla in mezzo adesso De Marco. Il tiro cross, respinge però bene con i piedi Roddi. Ancora Golbet che si mantiene in avanti. Tentativo di mettere la palla in mezzo. Martino, c'è la possibilità di contropiede per il Football 8, si può distendere. Martino alla sterzata, la palla per Eusebi. Eusebi allarga sulla sinistra per Tortosa. Ancora Eusebi, aspetta la sovrapposizione, non lo fa il tiro. Destro molto pericoloso che sibila alla destra di Opara. Conclusione improvvisa che sfiora il palo. Va bene, guardi adesso la difesa del Football 8, che non permette a Monteforte di girarsi. Tortosa, la palla sulla fascia sinistra, non controlla Martino, rinvio lungo ancora per Monteforte. Con il fisico difende il pallone, poi supera un uomo, ancora Monteforte, entra in area dalla sinistra, il tiro sul primo palo, alto di pochissimo, pericolosissimo il numero 24 blu cerchiato. Capocannoniere della squadra attualmente con 14 gol. Porta palla Eusebi, tenta di verticalizzare. Pantaleoni mette però giù un buon pallone, lo serve a Monteforte, con il sinistro lo rimette in mezzo. Tortosa, bravo nel leggere l'azione. Ancora Eusebi per Martino. La palla indietro. Il pressing alto di Stornelli mette in difficoltà il Football 8 nel palleggio. Eusebi alza la testa. Pantaleoni però lo ferma. Ancora Football 8 con Eusebi. Il destro. Bene Pantaleoni in disimpegno con il tacco. Perde però palla il Golbet. Ancora una conclusione, respinta. Bravo Tarantino nell'occasione a coprire il raggio d'azione, nel murare il tiro. Borrelli. Forconi dalla fascia destra può mettere in mezzo un cross. Buono. Non lo tocca però nessuno probabilmente. Time out in arrivo per il Golbet. Può riprendere ora il gioco con il rinvio dal fondo di Opara. Sono 7 minuti del secondo tempo. Già sono passati sul cronometro. E il Golbet conduce ancora per 3-0. Golbet in possesso di palla con De Marco, che tenta il passaggio per Monteforte, non arriva. Palma fa buona guardia. Tortosa, il controllo, tenta di girarsi in mezzo ai due uomini, rischia di perdere palla. Eusebi però è bravo nel conquistare il pallone e poi girarlo per Forconi. Troppo lungo, non ci può arrivare il numero 2. Galassi, buona l'apertura per De Marco. Il controllo e poi il cross in mezzo, troppo debole. Tortosa, palla al piede per Eusebi. Il velo non arriva però a buon termine. Chiude però bene la difesa del Football 8 sull'iniziativa di Carboni sulla fascia sinistra. Tortosa. Eusebi. In difficoltà adesso il Football 8. Si rifugia ancora una volta da Eusebi. Il cambio di fascia. Bene Pantaleoni. Il tentativo poi in verticale di De Marco, che mette giù bene il pallone con un ottimo controllo. Pallone che giunge ancora a Carboni. Carboni per Galassi di prima. Tarantino. Pantaleoni ancora indietro da Tarantino. Pantaleoni costretto a tornare indietro da Galassi. Galassi lascia sul posto un uomo. Ancora Galassi, guadagna metri, l'imbucata in verticale, il tentativo, il controllo e poi il tiro in due tempi. Occasione sprecata importantissima da Stornelli, liberato benissimo dal compagno di squadra, tu per tu quasi con il portiere. Buono il primo controllo
poi però controlla male la sfera sul successivo. Tortosa, l'azione insistita sulla fascia sinistra, palla che sfila sul fondo. Non lasciamo l'uomo lì, a calcetto. Opara, il rinvio corto da Pantaleoni. Opara con i piedi. Tarantino. Carboni. Il pressing di Forconi. De Marco vince un rimpallo fortuito. De Marco sulla fascia sinistra. Ancora De Marco si accentra e poi il pallone sul secondo palo. La deviazione di Monteforte. Facile da pin. 4-0 per il Golbet. Dai, così c'è. Occhio, sempre di testa. 10 minuti di gioco. Conduce 4-0, cala al poker il Golbet, che trova anche il gol con il proprio miglior marcatore Monteforte. Adesso l'azione insistita è ancora Monteforte, che libera il sinistro, respinto, rimessa laterale in favore della squadra blu cerchiata. Il pallone battuto corto da Carboni, il tacco a liberare De Marco, cross sul primo palo, un tiro cross che però non mette in difficoltà Roddi. Rinvio lungo proprio del numero 1 in maglia rossa. Football in possesso di palla. Palma protegge bene la palla. Poi il tentativo di cercare Martino. Eusepi con l'esterno destro. Tortosa va ancora da Eusepi. Eusepi sale. Il tiro con il sinistro, Opara! Un'incertezza pesante quella dell'estremo difensore del Golbet, che con un tentativo di presa manda il pallone alle proprie spalle. 4-1 il risultato. Indecisione importante quella di Opara, che costa caro al Golbet, che subisce il gol del 4-1. Rete che riapre virtualmente la partita. La palla che addirittura centrato la traversa prima di insaccarsi alle spalle dell'estremo difensore in maglia blu cerchiata. Azione adesso sulla sinistra del Football 8. Tortosa non riesce però a tenere in campo il pallone, che esce, sarà quindi rimessa in favore del Golbet. Pantaleoni, Carboni, la finta Carboni, rimane però sul posto, ancora Carboni, a tu per tocco Eusepi, si deve affidare ad Opara. Opara, il rinvio lungo con i piedi, Palma di testa, il tacco di Pantaleoni, si disimpegna con classe. Time out in favore del Football 8. Riprende ora il gioco con il Football 8 in possesso del pallone. Se ne approva per adesso il Golbet, che può distendersi con Monteforte dalla fascia destra. Il tentativo di imbucata con il sinistro. Buono l'intervento in scivolata di Rolle, che permette alla propria squadra di respirare. Rinvio lungo ancora Monteforte però ad opporsi. Si alza adesso in pressing la Golbet. Il pallone sfila, arriva a Martino dalla fascia destra, chiusa da 3 uomini. Si appoggia ancora da Rolle. Tentativo di tacco che non riesce, ancora Martino. Dietro da Eusepi. Ancora Eusepi dietro 1-2. Che arriva, il pallone viene sporcato e giunge, fa le braccia di Opara, che si appoggia da Carboni. Carboni contro un uomo, ancora Carboni in verticale, cercare Monteforte. Non riesce però l'intervento e quindi Forconi per Rolle. Dalla destra si abbassa Carboni, permette l'intervento di Opara, che va a lungo il rinvio con le mani. Pantaleoni per Galassi. Galassi con il sinistro lascia correre sulla destra il compagno. Monteforte, il tentativo di prima a liberare il compagno solo al centro dell'area.
era Santini. Tortosa, la palla per Eusepi, Martino, l'appoggio centrale, ancora il Football 8, roll, buona la lettura di Tarantino che blocca il pallone, adesso sfera che giunge a Galassi, il tentativo di apertura di prima, buono il pallone che arriva a Monteforte, fallo dice probabilmente il direttore di gara, si riparte da un calcio di punizione in favore del Football 8, sarebbe stata un'occasione invitante quella per il Golbet e per Monteforte. La palla arriva adesso a Tortosa, in avanti il Football 8, il tentativo ravvicinato, si riscatta Opara per l'errore precedente e manda il pallone in calcio d'angolo. Angolo battuto adesso subito corto dal Football 8, che perde però l'occasione giusta per affondare il colpo. Quindi Tortosa si libera bene di un uomo, va alla conclusione con il sinistro dalla distanza, controlla bene Opara, il tiro si spegne al lato. Opara lunghissimo con le mani, ancora il Golbet a manovrare con pazienza. Carboni si libera di un uomo, poi torna sui suoi passi. Ancora il Golbet che resiste a un tentativo di pressing. Ancora l'azione dalla fascia destra che adesso si accentra. Santini, perso il pallone, l'occasione, l'arbitro fischia però una punizione in favore della squadra in maglia blu cerchiato. Dai una speranza a tutti i tossici, Aldo! No, Stefano, li metti a due insieme a lui, ok? Oh, a due insieme a lui, dopo, capito? Tu prova questa parte qua, corazza, vai come ti pare, capito? Stefano De Marco sul pallone, 4 uomini in barriera, il destro alto sopra la traversa e la porta difesa da Roddi che rinvia corto, il doppio controllo che non riesce, mancato da Forconi. Rimessa in favore del Golbet in posizione avanzata, va a battere il neo entrato Tubani che si appoggia per De Marco, ancora indietro per Carboni che affida la sfera ad Opara, rinvio lungo con i piedi, buono il controllo di Santini che la mette giù e la consegna al suo compagno di squadra, buono il dribbling, l'azione dalla fascia destra di Stornelli. Vieni a coprire però, dai. Eusepi può ripartire adesso il Football 8. Forconi, inutile il pressing di D'Anversa. Bene però Stornelli qua, consegna il pallone a D'Anversa, il controllo, il piattone vicinissimo al gol del 5-1 D'Anversa, un gol divorato dal numero 99 in maglia blu cerchiata. Bene, adesso l'imbucata l'azione insistita dalla fascia sinistra di Tortosa che deve tornare veloce sui suoi passi, non trova un compagno libero a cui affidare il pallone, tenta il dribbling, non gli riesce. Tarantino, adesso il rinvio lungo, rimane però in fase avanzata, in zona avanzata, scusate, del campo il Football 8. Tenta adesso il crossing sul secondo palo, il tentativo di rovesciata, azione acrobatica di Rolle che non trova però lo specchio della porta. No, è suo. 20 minuti sul cronometro, risultato ancora fermo sul 4-1. Santini affida la palla a Stefano De Marco, cerca il compagno sulla propria destra, non riesce però il passaggio, regala così una rimessa laterale per il Football 8. Eusepi accenna al cambio di fascia che poi però non compie. Adesso riceve bene palla
Rolle, tentativo di scambio con Martino. Martino, il destro in diagonale, debole però, lontano dallo specchio della porta. Ancora Opara, sbaglia questa volta il rinvio con le mani. Tortosa, il pallone sporcato, raggiunge Giuseppe. Opara respinge bene sul primo palo. La conclusione potente col sinistro del numero 8 in maglia rossa. Tarantino fa buona guardia adesso, accompagna il pallone sul fondo. Non rischia. Opara a lungo per Tubani. Mette giù bene il pallone Tubani. Lo affida a Carboni. Tarantino. Ancora Carboni sulla fascia sinistra. La palla a D'Anversa. D'Anversa, il sinistro a cambiare fascia. Arriva ora il destro ad incrociare di Santini. Respinge con facilità il portiere avversario, allungandosi la propria sinistra. Rinvio lungo di Tarantini, diventa quasi pericoloso. È attento però Roddi e salta per agguantare la sfera. Tortosa, buona giocata di prima. La palla arriva a Rolli in un primo momento. Carboni, rilancio frettoloso. La palla che si spegne in una zona dove sono tutte maglie rosse. Adesso Forconi. Tenta sbaglia il disimpegno Forconi, si distende sulla destra il Golbet, il tentativo adesso in mezzo, l'azione coronata benissimo da D'Anversa. Facile con il piatto destro, sigla il 5-1. Azione di ripartenza facilissima per il Golbet che ha recuperato palla in zona favorevole ed è ripartita in modo letale. Manca pochissimo alla fine e il Golbet mette il sigillo definitivo, il 5-1. A segno anche il subentrato D'Anversa. Facile per lui mettere dentro il pallone a porta praticamente sguarnita. Adesso Stefano De Marco. L'azione confusa in mezzo al campo, perde palla il Golbet. Sale con coraggio. Adesso il Football 8, l'azione da destra di Rolle. Fa buona guardia Tarantini che legge. Tubani. Il pallone sulla destra, a cambiare gioco su Santini. Non riesce però, sarà quindi rimessa laterale in favore del Football 8. Martino tenta di far esplodere il destro. Santini, azione insistita di Borrelli che tenta il tiro potente. Tubani servito sulla corsa, bene da Opara. Tubani sulla sua D'Anversa che adesso si accentra. Tubani, la finta, cerca il fondo, lo ottiene ora. La palla che giunge a Santini. Palla per D'Anversa, D'Anversa, il tiro potente, respinto, ancora D'Anversa. La finta, la palla sul sinistro, ancora D'Anversa. La conclusione è sporcata sotto rete da Tubani che trova la via del gol. 5-1 per il Golbet al 23esimo. 6-1, anzi 6-1, scusate. Inizia a diventare pesante il passivo per il Football 8, adesso sotto di 5 reti dopo che in un primo momento sembrava poter riuscire ad agguantare il match. Adesso un'azione fortunosa di Rolle che conquista il pallone grazie ad un rimpallo in zona avanzata, asciuga però tutto sparando addosso ad Opara. Conquista adesso ancora palla il Golbet che si può distendere in contropiede. Arriva Carboni, tenta di servire sulla corsa al compagno, non ci riesce. Allora Santini, ancora per Carboni, la palla sul secondo palo, ancora D'Anversa. Doppietta personale per il numero 99 e arriva ora il triplice fischio arbitrale. Finisce qui la partita, il Golbet si impone per il risultato di 7-1 sul Football 8 Roma Nord.